Buonasera! Buonasera cari amici, C'è stato con un un momento che effetto si speciale è siamo bloccato. sempre noi, il Marietto e la Ilde, o la Ilde e il Marietto. Buon Santo Stefano! Oggi, questi giorni abbiamo preso un po' di influenza e io ho subito Sì. messo la mascherina per non È infettare anche bello voi. che alla scorsa diretta l'ho detto, no? Io e te ci passeremo un Natale con la febbre. E E infatti, così è stato. e così è Così è stata, stato. per punirvi l'abbiamo presa noi. Esatto, Oh, via, l'abbiamo presa Ecco noi per qua. tutti quelli che ci guardano, via, va. Abbiamo- No, e crepi l'avarizia, due sì, punti abbondiamo. hai visto mai? Punto e capo abbondiamo. Bene, come state Come cari amici? state? Ditecelo nei commenti se volete, se state bene, se state male. Beh, se state qui con noi, state bene di sicuro, no? Perché con noi non No, si ecco, sbaglia infatti mai. ci vuole una bella dose di coraggio per stare con noi. Sì, esatto, un autolesionismo non Sì, indifferente, sono già dei veramente. martiri, diciamo, Esatto, devono avere tante energie. tante energie, esatto. Bene, Noi amici. comunque siamo influenzati. Ho saputo che ho toccato i 39 di febbre, lei non me l'ha detto. No, per non spaventarlo mentre li aveva. No, amore, non ti preoccupare, è tutto a posto. Sei un po' caldo, però va tutto bene. Quindi. Abbiamo toccato le vette del 39. Esatto, ma sì, vabbè, è andata anche questa. Siamo vivi, siamo qua, Siamo qui siamo per dei voi, siamo vostri. qui per voi, con voi. Allora, vi ricordiamo che è una diretta Sibille, quindi come si procede? Se siete nuovi sicuramente non sapete quello che ci aspettiamo nella domanda, quindi ecco che vi spiego che abbiamo necessità che indichiate il vostro nome e la vostra data di nascita per fornire una scia energetica valida, quindi a cui ci possiamo agganciare per darvi la risposta. È importante che ci crediate o no. Più è precisa la scia energetica, più è precisa la domanda, più è precisa anche la risposta che vi possiamo dare tramite i nostri mezzi e quindi in questo caso con le sibille. La domanda deve riguardare un argomento, quindi niente doppie domande, niente cose ambigue, dateci un riferimento chiaro. Se per esempio è una situazione d'amore complicata, vi faccio un esempio, magari state frequentando una persona che è già impegnata, date queste indicazioni, non perché abbiamo bisogno che ci imbocchiate le risposte, ma per essere più mirati in quello che saranno i ruoli giocati dalle persone nella vicenda. Quindi è importantissimo proprio per evitare di dire potrebbe, quindi molte cose ci teniamo a essere precisi, a darvi più informazioni puntuali che si possono, che vi possiamo fornire, quindi questo è importante. E ovviamente se la domanda riguarda la vostra relazione, una situazione con un'altra persona, quindi non sono domande esclusivamente mirate alle situazioni sentimentali, ognuno ha diritto alla propria domanda. Se la questione che vi sta a cuore è un affare di cuore, bene, se la cosa che vi sta a cuore è il vicino di casa, che litiga a mezzanotte. Io non dico nulla, non dire nulla perché, no, perché ieri sera i nostri è successo a noi hanno alla 1 di notte, voi non ci crederete, ma stavo dormendo, praticamente ci ha svegliato perché litigavano e lui piangeva. No, dico, ma si può, sono io l'ammalato, sono io l'ammalato e loro che litigavano alla 1 di notte. Detto questo, qui lo dico e qui lo nego. Aggiungiamo quest'ultima parte, vale a dire che se la domanda riguarda quindi la relazione o qualsiasi cosa concernente un'altra persona, dovete indicare anche il nome e la data di nascita dell'altra persona. Questo è importante sempre per il discorso delle scie energetiche. Quindi niente cose troppo generiche, niente domande come andrà il mio prossimo anno, questo vi può rispondere una rivoluzione solare mirata, non certo una cosa vaga come le sibille. Una domanda così troppo ampia con le sibille sicuramente rispondibile, ma lascia un po' il tempo che trova. Dedichiamoci invece a questioni importanti, mirate, che vi stanno a cuore. Se volete poi consultarci in privato siete sempre benvenuti, e durante il colloquio privato, quindi sicuramente abbiamo molto più tempo per 20 euro mezz'ora, tutti gli aspetti che vi stanno a cuore. Allora, se provenite da Facebook, vedo che ci sono due, c'è tanto movimento che viene da Facebook, due commenti di Facebook, non sappiamo se è la stessa persona, non sappiamo se invece sono due persone diverse. C'è questa domanda che non può essere presa perché... Allora, abbiamo necessità, visto che noi non stiamo trasmettendo direttamente da Facebook e quindi non vediamo chi ci sta scrivendo, abbiamo bisogno che autorizziate StreamYard.
solo la prima volta, alla vostra prima connessione è necessario questo passaggio, quindi vi chiediamo gentilmente di uscire dalla diretta, tornare nel gruppo, lì dove trovate il post che vi annuncia la diretta, c'è in alto un link in azzurro www.streamyard.com/Facebook. Cliccate quello, si apre un'altra pagina che vi chiede l'autorizzazione, quindi vi chiede la conferma all'autorizzazione. Una volta che avrete cliccato sulla conferma potrete tornare nel post dove c'è appunto la diretta e dove c'era il link e entrare nella diretta, e a quel punto vengono portati dietro i vostri dati, e quindi questo significa che nelle dirette successive, compreso nella diretta dove avete appena concesso l'autorizzazione, riusciremo a vedere chi siete. Quindi fate questo veloce passaggio, ritornate e salutateci oppure scrivete il vostro commento, sicuramente vi potremo rispondere. Tra l'altro c'è Simona che ha scritto, quindi lei viene da Facebook ma ha già fatto questo passaggio, quindi la sua domanda è ricevibile, possiamo rispondere. Bene. Comunque dobbiamo farci anche conoscere per i nuovi di Face, esatto. Noi, visto che ci sono tante persone di Face, dobbiamo dire anche che i vari link che mettiamo, esatto, circuiti di qua di là, alcune volte ci chiedono di scrivere che cosa servono. Esatto. Signori, noi abbiamo anche un sito, il sito del Capitano, che adesso la Hilde vi spiegherà un po' come è nato e via dicendo. Esatto. Chi entra da poco, chi è entrato da poco nel gruppo, chiaramente non sa quali sono un po' i termini di quello che è il nostro lavoro. Intanto noi lavoriamo in questo settore da una vita, anche se online le cose che distribuiamo e divulghiamo sono presenti e rintracciabili dal 2015 in poi. Dal 2015 infatti nasce il sito www.ilcapitano.altervista.org proprio con l'ambizione di divulgare gratuitamente la radionica e i circuiti radionici. Ovviamente non possiamo rispondere a tutte le persone, ma questo per cosa si usa? Vi invitiamo a rimboccarvi le maniche e farvi le vostre ricerche. In che senso? Nel senso che dovete congiungere quello che trovate sul gruppo con tutto il lavoro pubblicato gratuitamente sul sito, che è quello che vi ho appena menzionato. Tra l'altro lì nelle varie sezioni del sito www.ilcapitano.altervista.org trovate molto materiale gratuito che è già corredato con spiegazioni, quindi andate a scaricarvi gratuitamente tutto questo bellissimo materiale che abbiamo raccolto e aggiunto e divulgato nel corso degli anni. Se volete saperne di più, i nostri canali YouTube che troverete cercando il De Garda e cercando anche il canale YouTube Marietto Veneziano, sui nostri canali c'è tutta la sezione playlist dove abbiamo spiegato circuito per circuito, abbiamo spiegato le basi della radionica, le basi della radiestesia, come usare il pendolo, come fare questo, come fare l'altro, trovate tutto là. Quindi non venite nel gruppo a fare domande come si fa, come si usa, fatevi il lavoro di ricerca perché è tutto lì, ma non vi possiamo imboccare. Se volete essere imboccati, venite a contattarci per percorsi professionali dove vi spiegheremo, quindi il nostro tempo verrà dedicato a darvi tutte queste risposte. Ma visto che c'è tantissimo da cui cominciare, scaricate tutto il materiale, andate sui nostri canali YouTube, ricordo di cercare il canale YouTube Marietto Veneziano e il canale YouTube Il De Garda, andate nelle playlist di entrambi i canali e cercate gli argomenti. Sono tantissimi e abbiamo veramente speso e dedicato tantissimo tempo già a divulgare gratuitamente. Quindi quando ci contattate in privato è un lavoro professionale per noi, quindi a quel punto non possiamo fare gratuitamente, come chiaramente già tanto abbiamo dato tantissimo, ragazzi, veramente tanto nel tempo. Quindi, bene, detto questo, vedo che c'è solo ancora Simona con l'utente autorizzato. Comincerei a rispondere a lei, invitando nuovamente gli amici di Facebook ad autorizzare StreamYard a pubblicare i vostri contenuti Facebook, che nel senso vogliono solo poter attingere al vostro nome utente per poterlo usare nella diretta. Quindi questo è importante. Uscite dalla diretta, tornate dove c'è il gruppo,
ok? Lo ripeto perché si sono collegate altre persone. Uscite dalla diretta, tornate nel gruppo dove trovate il post della diretta, cliccate sul link in azzurro www.streamyard.com/Facebook, si apre una seconda finestra con una barra da cliccare per concedere l'autorizzazione. Potrete a quel punto chiudere questa finestra, tornare nella pagina di Facebook dove c'è il post nel gruppo e entrare nella diretta. E così potrete avere questa risposta. Simona ci ha scritto che c'è, quindi merita di avere la sua risposta. Allora, vediamo la nostra Simona. Buonasera, vorrei sapere se Michele, 18 febbraio 76, troverà nel nuovo anno un nuovo lavoro. Grazie. Vediamo un po'. Va bene, dici se Michele è il tuo compagno, tuo marito, dacci queste informazioni. Okay. Va bene, vediamo un pochettino Michele e cosa lo aspetta nel nuovo anno. Beh, apriamo già bene. Guarda, il taglio è veramente bello. In una chiave simbolica potremmo dirti che Michele riceverà veramente un aiuto anche dall'alto, quindi sicuramente si muoveranno delle cose in chiave positiva. Però vediamo, perché sai come si dice, aiutati che il ciel t'aiuta. Quindi vediamo un po'. Allora, riceverà degli aiuti, questo è sicuro, ma non sarà facilissima la storia per Michele. Io vedo che nella linea del passato ha, come dire, ha avuto quasi sicuramente un'occasione, un'opportunità che sembrava potersi sviluppare in qualcosa anche di più duraturo. È chiaro che questa linea può rivolgersi sia a questioni, quindi come ho detto, un lavoro che magari nasce o nasceva come un progetto che potesse avere degli sviluppi anche in termini di durata, quindi giovane fanciulla, amore, vecchia signora potrebbe indicare questo, un progetto inizialmente a tempo ma destinato a un tempo indeterminato. Il problema è che tutte le aspettative, tutte le speranze si sono vanificate perché alla fine questa situazione che prometteva degli sviluppi in realtà non è andata da nessuna parte. Ora, è anche possibile che qui il riferimento sia comunque anche ad alcune persone che possono essere state in un modo o nell'altro coinvolte in questa situazione, quindi una donna più giovane, possibilmente questa donna gli ha permesso di conoscere una più grande e da qui poi l'epilogo che comunque già abbiamo individuato. Attualmente ci sono delle situazioni a cui lui pensa, delle opportunità, ma anche delle soluzioni che lui sta cercando, ma sono un po' ingarbugliate. Quindi le situazioni del momento attuale promettono delle cose o possono illuderlo che ci siano delle possibilità, ma in realtà ci si arena o ci si ferma di fronte a delle questioni che possono essere di natura legale, contrattuale, quindi non è proprio tutt'oro quello che luccica ed è anche possibile che ci siano delle serie preoccupazioni proprio legate a queste situazioni a carattere amministrativo o legale, quindi non è proprio un bellissimo momento, nonostante l'impegno che si vede di Michele, di risolvere alcune problematiche. È anche possibile che ci siano proprio delle situazioni anche economiche, dove ci sono di mezzo delle cose più ufficiali, quindi cartelle, notifiche, forse non è proprio un bel momento, questo si capisce. Nel prossimo periodo comunque lui dovrà sicuramente portare avanti con una certa energia determinate cose e soprattutto sembra che comunque arrivino delle possibilità che lui, anche combattendo, anche in qualche modo impegnandosi, gli permettono, gli consentono di ritornare probabilmente in qualche situazione o comunque di rientrare o di avere qualche buon risultato a fronte di un'eventuale vertenza. Quindi se lui è in ballo con questioni legali è possibile che abbia poi una bella risposta, quindi nell'immediato futuro qualche situazione porterà delle cose positive per lui. Poi nascono delle possibilità riguardo a cose stagionali, quindi probabilmente o
suo malgrado dovrà estendere il cerchio di ricerca, quindi probabilmente guardare anche a lavori lontani da casa o legati al settore turistico, la stagionalità, quindi evidentemente c'è qualcosa che si può muovere in quella direzione. Probabilmente addirittura più di un'occasione, legato però a terre lontane, quindi non è un lavoro che trova dietro casa, questo te lo dico già, carissima. L'esito però non fa poi ben pensare, le cose non... Cioè, se è un lavoro stagionale, è un lavoro stagionale che poi a un certo punto o ritarda o comunque si ferma, non c'è un potenziale di rinnovo, o comunque può succedere un qualcosa che non sarà proprio piacevolissimo, quindi si può creare un altro tipo di problema o il lavoro non procede per un imprevisto importante, quindi ci sono degli sviluppi. La cosa più interessante è che sembra che risolverà quello che c'è imminente, cioè nel presente, però ecco, anche per l'anno nuovo le cose poi per un periodo sembrano andare, ma poi di nuovo, se c'è un lavoro stagionale, insomma, non va bene, probabilmente succederà un qualche episodio non piacevolissimo che lo costringerà, insomma, a interrompere. Andiamo avanti. Andiamo avanti, controlliamo bene. Vediamo che sono Claudia Gigante, vediamo un po'. Claudia Gigante bene, abbiamo già vista. Vediamo un po' la Claudia. No, non l'abbiamo mai vista. Direi che se vuoi possiamo. Allora, Claudia, se ci sei, batti un chiodo. Mi raccomando, batti un colpo. Intanto togliamo magari la domanda che c'è Mettiamo, già. Okay. Allora, adesso aspettiamo la nostra Claudia Gigante. Se c'è, gli rispondiamo, se no. Va bene, mi raccomando, sappiate che se ponete la domanda dovete poi avere, come dire, il buon cuore di restare in nostra compagnia fino a vedere se effettivamente sì c'è. Bene, c'è. Allora via con la Claudia. Lo dico comunque anche per gli altri, quindi se scrivete la domanda restate collegati perché potreste essere scelti. Per leggere bene la domanda. Esatto. Se è possibile vorrei chiedere se il mio lavoro è apprezzato e quindi se riuscirò a fare bene nel tempo. Sono in prova e vorrei superarla. Sono Claudia del 74. Allora, bravissima, ma in che settore è? Alberghiero? Grazie Claudia, buone feste anche a te. Ci dici in che settore sei? Alberghiero, sanità. In che cosa stai facendo la prova? Vediamo un po'. Intanto comincio a mescolare, vediamo un po'. Io fra un po' dovrò abbandonarvi perché come sapete c'ho l'ingegnere, la consulenza. Allora, vediamo un pochino. In che settore è la nostra Claudia? Ristorazione? Contabilità e amministrazione. Bene, perfetto, va bene. Vediamo un po'. Ok, vediamo un po' la nostra Claudina. Insomma. O sei veramente molto preoccupata di come, se ci sarà uno sviluppo oppure no, sembra una forte ansia, questa. Sì, vediamo un po'. Aspetta che stavo lasciando questa qua. Ok, vediamo un po'. Vediamo un po'. Guarda qua le carte della prova, periodo di prova. Periodo di prova, dai, va. Ma allora, c'è un passaggio un po' difficile. Diciamo che c'è un passaggio col freno tirato a mano in salita. Allora, ascolta, qua intanto si vede che qua nella linea del passato abbiamo avuto questa bella notizia, probabilmente ha interagito anche grazie, cioè neanche intercesso, forse potremmo dire, c'è stata intercessione di una persona, di una tua conoscenza, quindi qualcuno che in qualche modo ti ha veramente portato delle bellissime novità e forse il riferimento era a questo lavoro, questa prova. Attualmente, nonostante si veda anche che forse ci sono stati inizialmente dei problemi legati agli spostamenti, però quello che si vede ora è che effettivamente sei sottoposta a una prova, anche se chi ti osserva tutto sommato ha un'idea abbastanza positiva di te. Effettivamente le notizie che ti arriveranno nel prossimo periodo sono benevole, ma quello che non è secondo le tue aspettative, e lì forse resterai delusa, è qualcosa per cui ti verrà negato. Quindi io non credo che sia il fatto che non ti terranno. Io penso che le notizie che ti arrivano sono comunque positive, cioè le aspettative e le parole che userà il tuo superiore sono comunque buone per te, ti darà delle buone possibilità, ma non è
rispetto o il tipo di salario o il tipo di ruolo non sarà esattamente quello che speravi, perché c'è questa carta qua, quindi è una carta di delusione, una carta anche di un qualcosa che insomma ti metterà veramente in una condizione non proprio lo vedi bene che la carta del vedovo non è la massima espressione della felicità, tutt'altro, sicuramente c'è un momento come se venissero deluse delle tue speranze, eppure potrebbe essere nel senso del tempo indeterminato, quindi potrebbe anche essere che ti dicano che di nuovo è per un altro periodo, che te lo rinnovano per un tot mesi, quindi c'è questo che probabilmente è una forma di delusione rispetto a quello che ti hanno lasciato intendere in origine. Quindi è chiaro anche che formare un'altra persona o comunque aspettare di nuovo, mettere in prova un'altra persona non è detto che sia la soluzione migliore per loro, però probabilmente fin da subito il tempo indeterminato non credo, per via di questa sequenza di sibille. Però non ti devi scoraggiare, perché quello che si vede comunque è che c'è una buona opinione di te che probabilmente nel tempo, vedi, diventa sì un tempo indeterminato. Quindi la risposta è che c'è un progetto, c'è qualche cosa veramente che ha le qualità, perché tu le hai, tu dimostrerai di saper essere puntuale, precisa, determinata, di svolgere, di poterti sottoporre a una grande pressione anche sul lavoro, e quindi è chiaro che c'è un inizio poi molto, come dire, duraturo nel tempo, ok? Quindi sicuramente saprai come gestire la situazione, ed è anche possibile che a battersi per te e quindi a sostenerti in qualche modo sia una persona comunque vicina a te. Qua le sibille la definiscono donna maritata, quindi potrebbe essere comunque una figura, una collega, una tua responsabile diretta, qualcuno insomma che effettivamente ti ha vista valida, ok? Quindi secondo me nel tempo le cose andranno sistemandosi e sistemandosi anche bene. Del resto un'altra forza che ti proviene probabilmente che tu stessa sei stimolata dal fatto che hai la tua famiglia a cui provvedere, quindi sicuramente anche questo ti darà quella forza lì di riuscire organizzandoti bene e impegnandoti al massimo. Quindi secondo me hai le qualità per riuscirci e quindi sarà un sì nel tempo. Ora il Marietto è andato, come avete visto, vi ha salutato, ci sono comunque ancora io, vediamo un pochettino. Sì, si vede che al taglio l'hanno scritto, che l'hanno detto subito, che eri molto preoccupata per questa cosa. Allora, vediamo un po'. Prego Claudia, tanti auguri anche a te. Allora, proviamo a rispondere a un'altra domanda. Abbiamo qui questa domanda. Gica, Melissa, no, è una domanda per la figlia. Allora, Gica, dici se ci sei, ho bisogno di una vostra conferma, altrimenti sceglierò comunque un'altra domanda, perché stasera vedo che ce ne sono. Ci sono comunque domande. Allora, Gica, per favore, se venite selezionati, rispondete subito presente o comunque ci sono, così che non perdiamo anche questo tempo d'attesa che magari poi è solo legato, ok, Gica ha risposto, è solo magari legato ai tempi di connessione. Allora faccio come il Marietto anch'io, perché mi sono resa conto che negli ultimi 2 mesi, come dire, sapete, c'è un timer, no? Ci sono delle scadenze. A certe età si diventa presbiti. Io sono entrata in quell'età, quindi vediamo un po'. Buonasera, vorrei sapere se a mia figlia Melissa 1 ottobre 2001 andranno bene gli esami di università. Chiedo perché a me sembra che ha dei blocchi che la mettono in ansia. Bene, grazie. Allora, ok, vediamo per Melissa. Melissa, 1 ottobre 2001, vediamo un pochino
come procedono i suoi studi universitari, così per curiosità che cosa ha scelto tua figlia Melissa, che cosa studia? Andiamo un po'. Ha proprio paura. Ma sai, è nella sua testa, è lei che non si sente brava abbastanza, perché questi sono suoi pensieri, eh. Vediamo un po'. Ma allora, ascolta, quindi studia economia aziendale, perfetto. Allora, ascolta, io certo che nella linea del passato probabilmente l'hanno rimandata un paio di volte e forse qualche prova, qualche suo esame non è andato nel migliore dei modi. La linea del passato è inequivocabile, stanza sono proprio gli esami, colloqui a tu per tu, sospiri, morte, insomma un funerale qua, costanza, disgrazia, quindi sai, l'ha messa veramente a dura prova. Probabilmente ha anche pensato per un momento che non facesse neanche per lei. Comunque deve portare pazienza perché in realtà è bravina. Forse anche l'ansia la consuma, oppure ci sono delle cose su cui farebbe bene ad attardarsi un po' di più e non avere magari fretta di andare subito all'esame. Comunque quello che si vede qui è che deve comunque portare pazienza, continuare, non scoraggiarsi. C'è uno studente, un ragazzo, un suo collega, potrebbe essere poi magari anche in realtà il fidanzato che fa lo stesso corso d'esame con lei, oppure comunque una persona che veramente le sta vicino e la sostiene. Quindi diciamo che in questo momento se studia anche insieme a questa persona oppure si affida, diciamo così, a questa compagnia comunque positiva per lei, ha tutte le carte in tavola. Tra l'altro, guarda qua, anche nel prossimo periodo vedrai che le torna l'amore per gli studi. Le basterà un paio di bei risultati e probabilmente anche il fatto di incontrare un professore, passami il termine, non è che lo incontra sentimentalmente, lo incontra nel suo percorso, un professore che probabilmente le porta nuovamente quell'interesse per le materie che studia, quindi si vede proprio di nuovo un ritrovare questo amore che sembrava svanito. E poi sarà importante per lei anche frequentare una cerchia di compagni, di colleghi universitari che in qualche modo la stimolano anche, quindi alleggerire un po' questo peso che magari ha sentito fino adesso e è anche possibile. Qua potrebbe anche parlare di un Erasmus, quindi osservate che opportunità ci sono, quali sono le possibilità, perché qua si vede una compagnia legata all'estero, quindi potrebbe essere che abbia delle buone occasioni anche per fare delle esperienze con una cerchia più estesa e quindi anche gratificante per lei. Ed è possibile, ecco, che poi questo viaggio ci sia sul serio. Comunque vedrai che la risolve la cosa, non preoccuparti, ok? Quindi è un periodaccio, c'è stato veramente un periodo di basso rendimento, ma le cose andranno meglio, ok? Spero di averti dato per tua figlia, insomma, una bella notizia, quindi benissimo. Allora, visto che sono rimasta sola, vi regalo ancora una risposta, vediamo di andare avanti un altro po', normalmente avrei salutato, ma questa sera così mi va di trascorrere un altro pochino di tempo con voi. Allora, grazie a te, tanti tanti auguri, mi raccomando, io vi aspetto anche in privato, sono sempre con voi. Allora, vediamo se c'è Cristina. Cristina, ci sei? Cristina che come utente ha come nome dell'account su YouTube, Se ci sei, scrivimi. Brava, ci sono, bravissima, così mi piace. Allora, vediamo un po'.
Andiamo alla domanda. Allora, buonasera, sono Cristina, 19 marzo 75. Vorrei sapere se arriverà una nuova conoscenza in amore, grazie. Ok, allora Cristina, questa nuova conoscenza che desideri avere è perché sei single oppure sei fino qua in un matrimonio infelice e speri nel Salvatore? No, per capire, vi ho detto che mi piace che mi diate dei dettagli anche perché magari si vedono poi delle figure, quindi se poi vedo che c'è già una persona vicino che ti gira intorno, poi scopriamo che magari è il marito. Sto scherzando, però mi è successo. Allora, vediamo. Sei single, ok, perfetto. Allora, Cristina, vediamo un po' che cosa si presenta per te nel prossimo periodo e quindi vediamo un po'. Allora, allegrezza al cuore e prigione, certo un periodo un po' di magra, allegrezza. Sai, è come se due sono le cose, o effettivamente non ci sono molte mosche che volano, oppure pur essendoci dei mosconi e nemmeno delle mosche, sei tu che sei bloccata, in qualche modo, insomma. Ma diciamo che allora, quindi Cristina, ci sono solo mosconi impegnati. Brava, te lo volevo dire che questi mosconi impegnati, mi sa che li incontri ancora. Comunque, vabbè, vediamo un po', vediamo, perché poi magari c'è il moscone impegnato che tutto sommato non è da scacciare via, però vediamo un po' cosa si vede. Sai, vedi, c'è disponibilità da parte tua, ma c'è anche scontento, frustrazione, quindi evidentemente, infatti, niente soddisfa le tue ricerche. Guarda qua, tutto le delusioni, basta. Ci sono già quello che si vede nel passato sono le famosi delusioni annunciate, no? Quei film che sai già che vanno a finire male, o comunque niente che veramente risponda, o che niente ha fatto scoccare la famosa scintilla. Nonostante ci sia in te, si sia rianimato un po' il sacro fuoco della ricerca, però non c'è granché. Attualmente c'è, però attenzione, qualcuno che ti gira intorno, come l'ho detto e l'abbiamo visto comunque di amica, amante, omaggio di preziosi vedovo. Qua le cose sono due: o questo vedovo, e mi è capitato pure questo, è da intendersi alla lettera, quindi ti gira intorno uno che veramente è rimasto solo in modo brutto purtroppo, oppure quello che ci dice la riga per intero è che anche se c'è tra le tue amicizie uno che si fa avanti, o anche magari più di uno, perché non escludo che possa trattarsi di più opportunità, sono quelle cose che continuano il discorso di prima. Quindi come se chi ti ronza intorno comunque non ha i tuoi valori, comunque non vede le cose come le vedi tu, incompatibilità caratteriali o comunque di vedute. Quindi diciamo che non c'è granché attualmente. Eppure, tra non molto, quindi o quello che ti gira intorno adesso, tra l'altro lo hai conosciuto tramite qualcuno, quindi un conoscente di conoscenti, ma questo guarda, no, lascialo assolutamente al suo posto. Nel prossimo periodo, sacerdote, gran signore, pensiero, è già qui c'è qualcosina di più interessante. Questo accostamento potrebbe dire o che si tratta di due persone, quindi ci sarà un uomo più grande e un uomo un po' più giovane, ed entriamo ancora di più nel merito. Un uomo verso la sessantina, ok? Forse anche qualcosina in più, e un uomo sui 55, entro i 60. Quindi o sono due uomini, oppure nel prossimo periodo sarà un uomo che è solo da tempo, probabilmente divorziato o separato, e che effettivamente merita. E qui devo dire che questa persona ti penserà particolarmente, quindi resterà sicuramente colpito da te. Potrebbe essere una persona che, nonostante sia solo anche lui da un po', e quindi questa indicazione potrebbe parlarci di una persona separata, sola,
magari anche un po' quelli impicciati, no, impacciati più che impicciati, un po' timidi, no, che non dà l'idea di un grande coinvolgimento, eppure ti pensa. Quindi c'è questa anche ambiguità per te. Più che ambiguità c'è un: "Ma avrò capito bene che è interessato a me oppure cioè mi pensa veramente questa persona oppure no?" Invece secondo me sì. Allora cosa c'è però? Evidentemente questa persona, e ce lo dicono le carte dopo, è una di quelle persone per cui si teme poi che le persone intorno a noi ci controllino e chiacchierino. Quindi evidentemente è una persona o che ricopre delle responsabilità magari all'interno del contesto lavorativo, oppure che pur avendo a che fare con te e pur sembrando un uomo solo, in realtà è l'indicazione di un superiore e quindi potrebbe essere che non sia del tutto solo e che quindi questo sia il motivo per cui c'è un tanto timore delle chiacchiere qui in questo posto tra le persone che vi circondano. Quindi comunque questa persona che arriverà porterà con sé chiacchiere, okay? Chiacchiere o l'idea di essere osservati e controllati dagli altri. Cosa c'è in esito? Comunque speriamo che sia un uomo solo, perché non è proprio una bellissima indicazione ladro falsità a casa, perché è vero che c'è evidentemente di che nascondersi, perché se è collegato a te per questioni lavorative, perché è un superiore, magari inizialmente pur dandoti delle belle soddisfazioni c'è il bisogno di nascondersi, di non rendere pubblica la relazione. Come pure potrebbe indicare che magari il motivo per cui c'è il timore delle chiacchiere e c'è la necessità della clandestinità sia perché comunque c'è magari una situazione domestica, familiare per lui. Comunque ad ogni modo ci sarà un principio di cautela, ma attenta perché qua si capisce poco se le bugie o le cose sono legate alla sua condizione, quindi magari ha veramente già una famiglia e si deve nascondere, oppure se le cose, i motivi per cui vi nascondete sono altri, lavorativi come ho detto, e però ti porterà un pelino di illusioni all'inizio, perché poi magari parlerà di, ufficializzare, parlerà magari di convivenza, quindi occhio per un po'. Non è una persona che non merita, perché comunque quando esce il gran signore non credo che, sia una persona che non merita. Probabilmente bisognerà attendere per un periodo per cui siate veramente nella condizione di cambiare la situazione della relazione. Quindi si vedrà poi più avanti. Quindi inizialmente c'è da guardarsi un po'. C'è questa situazione, diciamo così, legata a questo uomo che poi bisognerà un pochettino capire, ok? Allora, bene, io che dirvi? Vi ringrazio tantissimo intanto per aver deciso di trascorrere questo tempo in mia compagnia. Vi ricordo che martedì prossimo, fatemi guardare che giorno è, perché io ormai dopo 5 giorni di influenza, dolori articolari e alle gambe, no, mai, non sapevo di avere tutti quei muscoli alle gambe, quindi non so più il 2, ok, il 2 faremo la diretta, quindi martedì 2 vi aspetto, proverò a farla anche un pochino più anticipata, ok? Quindi così da avere un pochettino di tempo in più per rispondere a più domande, ma mi raccomando non arrivate all'ultimo minuto, arrivate prima, ricordatevi che la diretta comincia alle 19 e che saremo il Marietto e la Hilde a rispondervi, adesso vedete solo la Hilde, il Marietto ci ha salutato una decina di minuti fa, ma vi aspetto a braccia aperte. Intanto vi auguro un buon proseguimento di Santo Stefano, buon fine anno perché noi ci sentiremo il 2, quindi sarà già l'anno nuovo, quindi buon fine 2023 e buon inizio 2024. Magari all'inizio vi darò anche qualche previsione legato all'anno e legato alla chiave astrologica del 500, così da capire con l'entrata della primavera con quali costellazioni avremo a che fare, con quali nuove energie nel corso dell'anno grazie allo studio dei cicli lunari. Vi ringrazio tantissimo, buon proseguimento di serata e ancora auguri dalla vostra Hilde, vi aspetto.